Le tasse sono aumentate, si taglia ai comuni e agli enti pubblici, prova ne sia che anche in Regione Veneto c'è una proposta di tagli nella sanità di 240 milioni di euro. Da un lato ci dicono che siamo i migliori in Italia, dall'altro ci tagliano le risorse. Così il governatore del Veneto Luca Zaia ha commentato il documento di economia e finanza. Hanno dato 80 euro ai cittadini, ha detto, per poi ritrovarci che lo stesso giorno lo stesso governo ha aumentato l'IVA e si è inventato una nuova tassa che è la Tasi. E Zaia prosegue: nel concreto la somma di questi due aumenti vale molto molto di più degli 80 euro dati. Il governo sta facendo veramente marmellata di tutto quello che c'è. Sono aumentate le tasse, si fanno tagli su cose utili e non si tagliano gli sprechi. Voglio solo ricordare che in Veneto un pasto in ospedale costa 6,5 euro e in giro per l'Italia costa ancora 80-60 euro. Prima andiamo a tagliare lì, prima di venire in Veneto, a me sembra logico. Zaia interviene anche sulla questione dei tagli ai vitalizi. Oh, ma ci siamo da un pezzo, abbiamo eliminato i vitalizi, prova ne sia che il futuro della regione è solo pensione in base ai contributi che versi come qualsiasi lavoratore, qualsiasi cittadino. Abbiamo iniziato ad aggredire i vitalizi di chi ce li ha già, dei vecchi consiglieri, e prova ne sia che siamo in causa perché ci hanno fatto causa.